Parlando sempre di te, tu da allenatore in visione tra 10 anni, dove ti vedi o soprattutto che obiettivo hai da allenatore? L'obiettivo è sempre quello di fare qualcosa in più. Io da 4 anni alleno a Sinacre, la squadra, il paese dove vivo, però è chiaro che l'allenatore deve sempre andare a migliorare, gli stimoli prima o poi vanno a calare e quindi spero di avere modo di fare nuove esperienze, sempre più formative, sempre più diciamo di alto profilo. Vediamo da quest'anno intanto studiare, continuare a studiare. Se riesco a fare qualche giro in qualche società professionistica, andare a visionare gli allenamenti, gli allenatori, è comunque una cosa che mi piace. E poi secondo me devi trovare l'occasione giusta, poi se hai qualità, se meriti, ripeto, come ho detto prima, ci arrivi.